La partita che può valere per la Fortitudo con più di un mese d'anticipo la promozione storica in Lega Gold si giocherà regolarmente a Roseto degli Abruzzi. Una decisione sorprendente visto il comportamento incivile da parte della tifoseria del Roseto a Chieti nel corso del derby di domenica scorsa. La Fortitudo è avvisata, giocherà in una bolgia. Il giudice sportivo ha comminato al Roseto, si legge in una nota, un'ammenda di 2.000 euro per le offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri, lancio di oggetti non contundenti collettivo sporadico senza colpire, per la sospensione temporanea della gara al fine di asciugare il terreno di gioco a seguito del lancio di acqua, per lancio di oggetti contundenti collettivo sporadico un accendino senza colpire, per lancio di sputi collettivo e frequente colpendo e per lancio di 4 mortaretti. Invece il giocatore del Chieti, De Loac, è stato squalificato per una gara per comportamento non regolamentare tale da fomentare la reazione del pubblico. Queste decisioni hanno mandato su tutte le furie la dirigenza teatina, tanto che il presidente Gianni De Cosmo parla stamani apertamente di premio per i teppisti. Dalla Fortitudo invece non hanno voluto rilasciare nessun commento. La squadra è concentrata e continua a lavorare per la sfida di domenica prossima con la convinzione di chiudere il discorso promozione. Il coach Franco Ciani si augura che la sua squadra giochi con la stessa grinta e determinazione viste all'opera contro il Ravenna. La squadra che infatti si è misurata con i romagnoli non può temere nessuno. Ricordiamo che basterà vincere per festeggiare.